Basta parole ma fatti, accanto a me c'è Franco Manzato, assessore all'agricoltura, ma anche la delega per la tutela del consumatore. E direi che in questi 3 anni, da quando è stato nominato assessore nel 2010, si è fatto molto, comunque si è parlato molto della lotta alla contraffazione, anche se i dati purtroppo continuano a rivelare che in realtà si continua a imitare molto il Made in Italy e danneggiando molto le imprese. Sì, questo è una piaga, è un segnale, diciamo, che l'Italia e il Veneto anche in particolare è soggetto alla contraffazione, vuol dire che ha tantissimi prodotti di altissima qualità che hanno la propensione di essere contraffatti. Certo, anche quelli agricoli, certo, c'è un interesse molto, molto forte e questo ovviamente da una parte è un bene, da una parte ci preoccupa perché la contraffazione porta via in Veneto circa 10.000 occupati. E danni economici importanti. E la contraffazione un po' su tutto, non solamente sui prodotti artigianali, si veda uno per tutti il vetro di Murano che molte volte viene contraffatto, ma anche nel comparto agroalimentare. Non ultima, avete visto anche Striscia la Notizia che ha pubblicizzato quei prodotti, quei vini in scatola provenienti dal nord Europa che con qualche artificio chimico potevano essere poi chiamati Valpolicella piuttosto che Prosecco, piuttosto che... Ecco, sono tutti prodotti che ovviamente contraffazioni che creano un grossissimo danno alle nostre imprese che noi ovviamente cerchiamo di affrontare in 1000 modi. Dobbiamo parlare poi dell'Asiago o anche del formaggio grana, no? Che si produce anche nel Veneto, no? Assolutamente, tutti questi prodotti vengono contraffatti. 2 sono gli elementi che noi stiamo cercando anche insieme alle associazioni dei consumatori affrontando. Uno attraverso una grande formazione, informazione e formazione anche attraverso le televisioni locali, perché voi avete un ruolo assolutamente importante per sensibilizzare la gente. Il secondo modo è quello invece di educare rispetto alla tracciabilità dei prodotti, quindi sapere esattamente da dove vengono i prodotti e come sono distribuiti. E poi invece una parte importante invece che abbiamo fatto a livello regionale col mio assessorato all'agricoltura è quello di mettere a disposizione 1 milione di euro per la difesa legale, non solamente in Italia ma anche a livello internazionale per chi ovviamente fa contraffazione. Quindi significa affrontare, prendere il toro per le corna e dire ragazzi nel mondo voi potete anche tentare di contraffare ma noi mettiamo delle risorse perché attraverso studi legali vi possiamo contrastare e quindi far pagare non solamente una parte economica ma anche qualcosa di penale rispetto alle contraffazioni che voi e i danni che fate al Veneto. Certo, anche perché bisognerebbe forse educare di più all'estero, perché gli italiani sono anche abbastanza scafati, voglio dire, conoscono bene i prodotti, è all'estero che nascono gli equivoci. Sì, ovviamente le grandi produzioni venete italiane, ma dico venete in generale, sono importantissime nel nostro territorio, un po' meno conosciute all'estero. Ecco. Grazie Franco Manzato, ci rimane un'altra puntata che dedicheremo ancora a Franco Manzato e alle sue iniziative, c'è un'iniziativa importante di cui parleremo nella prossima puntata. Salve a tutti.